Ecco, buongiorno a tutti, io sono sempre Andrea Zannini dell'Università degli Studi di Udine e sono a presentarvi la seconda lezione del corso A Scuola d'Europa. Il titolo di questa lezione è La costruzione novecentesca dell'Europa. E riparto dalla fine della lezione precedente, quando mi sono fermato alle soglie della Prima Guerra Mondiale, provando a tratteggiare in maniera molto schematica, inevitabilmente, qual è stato negli secoli il percorso di precisazione dell'idea di Europa, precisazione di una coscienza di sé degli europei, i quali tuttavia arrivano alle soglie del XX secolo, del Novecento, con una coscienza assai scarsa di se stessi come una comunità larga, pluristatale. No? La Belle Époque, l'epoca che precede la Prima Guerra Mondiale, è un'epoca di grandi discorsi, di grandi iniziative per la pace, basti pensare, che ne so, alle Olimpiadi, al premio Nobel, eccetera. In realtà gli Stati europei stanno lentamente scivolando su quel piano inclinato che li porterà volontariamente, perché non è che fu colpa d'altri, verso il primo conflitto mondiale. E con il primo conflitto mondiale, in cui questa idea di nazione che era nata in termini inclusivi esplode, no? Le nazioni, in realtà decine di milioni di giovani vengono gettati nel carnaio della guerra per combattere gli altri, per combattere il nemico, per impedire che il nemico invada la nazione o per far sì che la nazione diventi più grande. Ecco, in realtà appunto la guerra è tutto fuorché qualcosa di inclusivo, è qualcosa di esclusivo, di tragicamente contrappositivo. No? Le nazioni esplodono e si combattono l'una con l'altra. Nella vulgata storiografica, nel senso comune storiografico, si suole avvicinare molto la prima alla seconda guerra mondiale. Si parla addirittura di un'unica guerra europea o addirittura di una lunga guerra civile europea. Fatto sta che l'idea di Europa riesce a mantenersi, per esempio l'idea di costruire degli Stati Uniti d'Europa, che abbiamo visto avere delle radici abbastanza poco solide nell'Ottocento, proprio perché in conflitto con l'idea di nazione. L'idea di arrivare a una qualche forma di convivenza, collaborazione, possibile nuova entità politica, l'idea politica di Europa rimane sotto traccia nel corso della prima metà del secolo, fino al 1945, la fine della seconda guerra mondiale. È più volte ripresentata da vari personaggi, con vari progetti più o meno utopistici. Per esempio nel 1941 è riproposta e sostenuta da tre intellettuali e giornalisti che si trovano rinchiusi nelle carceri fasciste, Spinelli, Rossi e Colorni, i quali sostengono che se non ci sarà una Europa unita, il destino dei paesi europei sarà quello di battersi continuamente gli uni contro
gli altri. In realtà sarà quello che, come vedremo, si prefigurerà subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma prima vorrei dire, care ragazze e cari ragazzi, due parole su come l'Europa esce da questo ciclo di due guerre mondiali. La prima che produsse circa 10 milioni di vittime, la seconda qualcosa come tra 30 e 40 milioni di vittime. Quindi le guerre mondiali furono un vero e proprio tentativo di suicidio dell'Europa, dei paesi europei. Si conclusero in maniera diversa. La prima si concluse sostanzialmente addossando tutte le colpe alla Germania, la seconda in realtà cercando di non addossare tutte le colpe alla Germania. Nella prima scomparirono 4 dei 5 imperi esistenti in Europa. Alla fine della seconda in realtà trionferà soprattutto nell'Europa occidentale, capitalistica, democratica, una forma, quella della democrazia liberale, che è quella che condividiamo ancora oggi. Ma come esce l'Europa dalla Seconda Guerra Mondiale? Esce come un continente distrutto. Distrutto non solo nelle infrastrutture, nei territori, nelle fabbriche, nei porti, nelle stazioni, nei ponti, nelle strade, ma distrutto anche moralmente, no? È un'Europa nella quale le tensioni e le violenze continuano anche per anni dopo la fine della guerra, con milioni di profughi che stentano a tornare a casa, con una quantità di reduci, di mutilati, di gente senza lavoro che sembra pregiudicare le possibilità di sviluppo dell'Europa. Soprattutto esce con una divisione politica che la percorre nel suo mezzo, nel suo centro. Una parte dell'Europa, quella orientale, infatti viene sostanzialmente attratta politicamente dalla superpotenza moscovita, quella Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche che era nata a seguito della rivoluzione bolscevica di Lenin nel 1917. Il successore di Lenin, Stalin, è riuscito a reggere l'invasione nazista della Germania, ha promosso anche attraverso la guerra una potente industrializzazione dall'alto e la bandiera rossa con la stella gialla è stata posta sopra il Reichstag a Berlino, dove appunto le truppe sovietiche sono entrate assieme agli alleati anglo-americani. Una serie di paesi negli anni immediatamente successivi, nei mesi negli anni immediatamente successivi al maggio 1945, passano a sistemi istituzionali che si rifanno all'esperienza sovietica, passano o sono oggetto di colpo di Stato. Viceversa, dalla parte occidentale vi è una sostanziale adesione quasi completa, se si esclude la Spagna di Franco che è rimasta esclusa, neutrale nella guerra, alla democrazia liberale e al capitalismo. Scende, per usare le parole dell'ex primo ministro britannico sull'Europa, una cortina di ferro. Inizia questa divisione dell'Europa in due blocchi. Il blocco comunista e a economia statale a est, il blocco liberale, democratico di democrazia liberale a economia capitalistica a ovest. Esempio classico di questa divisione è data dalla divisione della
la Germania nel 1949 viene divisa in due stati. Non confondete questo col muro di Berlino, che è tutt'altra cosa e per certi versi molto meno importante. La Germania viene divisa nel 1949 in una repubblica democratica, che in realtà è la meno democratica, e una repubblica federale, cioè dell'est, che si rifà a Mosca, e una repubblica federale che si rifà ai paesi capitalistici a ovest. Il blocco dei paesi che guardano a Mosca e che rispondono a Mosca rientrano in un patto militare che è la risposta al patto che era già nato nel 1945 a Occidente. Il patto atlantico tra l'Inghilterra e gli USA, scusate, la Gran Bretagna e gli USA, e il patto di Varsavia. Due blocchi, due superpotenze che, a causa anche della scoperta della nuova arma atomica, quella che era stata sperimentata dagli americani in Giappone, cominciano ad armarsi e a costruire il più grande arsenale atomico, appunto, mai messo in piedi dall'uomo, in grado di distruggere, non so, non mi ricordo più quante centinaia, quante migliaia di volte, tutta la Terra e il genere umano. Fortunatamente questo arsenale non verrà mai attivato e questa guerra, che prenderà il nome simbolico di guerra fredda, perché non darà mai luogo a una accensione, a una detonazione, resterà il sottofondo all'interno del quale si svolgerà la storia prima dell'Unione Politica Europea. Quando questa guerra fredda avrà luogo, a seguito del crollo dell'impero sovietico, nascerà anche l'Unione Politica dell'Europa. Quindi l'Europa si trova agli inizi, nell'immediato dopoguerra, in una condizione sociale ed economica difficilissima, sia ad est che a ovest. Pensate che a est i morti della seconda guerra mondiale sono stati approssimativamente calcolati in 20 milioni di persone. Senza quei 20 milioni, senza la gigantesca operazione di sottrazione delle risorse russe all'avanzata dei nazisti e alla battaglia di Leningrado, scusate, di Stalingrado, alla riconquista di Stalin dei territori invasi, non ci il nazifascismo non ci sarebbe stato. Anche in Italia si ricostituisce una democrazia molto più salda di quella del vecchio Stato liberale, perché basata su un referendum che preferisce alla monarchia alla repubblica, su una carta costituzionale, sulla nascita di partiti, e è sostanzialmente la democrazia alla quale fortunatamente apparteniamo da 75 anni a questa parte. In questo clima difficile, di fuoriuscita da una guerra devastante, in questo clima di precarietà, torna fuori l'idea di costruire qualcosa che assomiglia a una unione di Stati europei. Perché torna fuori? Beh, torna fuori per quanto abbiamo detto nella lezione precedente, in breve all'inizio di questa, cioè l'idea che le nazioni europee potessero continuare su strade autonome senza mettere in conto una possibile ulteriore deflagrazione dei loro conflitti. E questa deflagrazione, stante l'arma atomica, sarebbe stata l'ultima, non solo della storia d'Europa, ma probabilmente del genere umano. Questa consapevolezza portò una serie di personalità
europee a mettere in piedi l'idea di costruire un'unione politica tra gli Stati europei, che in qualche modo servisse da deterrente a eventuali scontri, che servisse da tetto, da contesto entro il quale promuovere lo sviluppo, la ripresa economica dell'Europa e lo sviluppo complessivo dell'Europa. Naturalmente questo non poteva essere immaginato per tutta l'Europa nel suo complesso. Perché? Perché l'Europa si ritrovò quasi subito tagliata in due. Allora a ovest, nei paesi democratici, capitalisti, cominciò a considerarsi che se questa divisione avesse avuto come reazione interna semplicemente l'accettazione di questa cortina di ferro, ne sarebbero stati schiacciati gli stati dell'Europa occidentale, che si sarebbero trovati tra la superpotenza americana, che aveva stravinto la guerra con la sua tecnologia e con i suoi soldi, e la superpotenza russa dall'altra parte. Quindi ci sono varie istanze che portano a promuovere per la prima volta nella sua storia millenaria, plurimillenaria, un'idea di possibile unione tra gli Stati europei, di possibile collaborazione, perché vedremo che l'iniziativa partirà in termini molto concreti, pragmatici, non utopistici, politici, ideologici, ma molto pragmatici. Da dove parte quindi questa idea di mettere assieme gli Stati d'Europa? Beh, parte innanzitutto da un nucleo di persone, quelli che vengono chiamati i padri fondatori dell'Europa. Io ve li nomino, però sta a voi individuarli bene, basta che apriate Wikipedia al giorno d'oggi, è un click. L'italiano Alcide De Gasperi, segretario del partito che aveva vinto le elezioni del 1948 e che per 40 anni sarà il partito portante della democrazia italiana, cioè il partito della democrazia cristiana, Alcide De Gasperi, il presidente della Repubblica tedesca Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak, uomo politico belga, e poi andiamo ai francesi. Adesso mi sfugge il nome, scusate, mi sono un po' stanco, ma ve li dico subito, vi domando scusa. Allora, Jean Monnet e il ministro degli esteri. Jean Monnet era in realtà un funzionario, era quello che adesso si chiama in maniera disprezzante burocrate, e poi il ministro degli esteri francese Robert Schuman. Questi 5 uomini, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer, vi domando ancora scusa, ho avuto un momento di vuoto mentale, sono considerati i padri dell'Europa. Qual è il loro progetto? È interessante, ascoltatemi bene, anche dal punto di vista così della riflessione individuale, vi invito a considerare questo elemento. Loro dicono le differenze interne all'Europa sono talmente tante che se noi proponiamo un progetto unico, complessivo di Europa politica, qualcuno ce lo boccia. Partiamo da sotto, partiamo dal basso, facciamo un accordo economico che incominci a unire le economie di alcuni paesi. Vediamo chi ci sta. Chi ci sta diventerà il nucleo della creazione di una
Europa dei fatti, della concretezza, degli accordi, dell'economia, non l'Europa dei grandi disegni politici. Questo procedere, modo di procedere, si chiamerà strategia funzionalistica e partirà proprio da un elemento molto concreto. Verranno messe assieme tra i 6 paesi che aderiscono a questo primo passo, e sono 3 paesi relativamente piccoli, anzi 2 piccoli e 1 piccolissimo, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, e 3 paesi grandi, la Francia, la Germania occidentale, quella federale, e l'Italia, di mettere assieme 2 elementi strategici per la ripartenza dell'Europa, il carbone e l'acciaio. Perché sono elementi strategici? Perché l'Europa in cui avviene questo accordo, il 1951, è l'Europa dove si deve ricostruire tutto. Si deve ricostruire le rotaie dei treni, i bus, i tram, le metropolitane, i ponti, le stazioni, i porti, le navi, gli aerei, il nuovo mezzo di comunicazione, e poi soprattutto è possibile importare quella rivoluzione che aveva avuto luogo negli Stati Uniti tra le 2 guerre. No? Le case si erano popolate di lavatrici, frigoriferi, fornelli a gas, e ancora i garage si erano riempiti di macchine. Allora c'era da costruire un nuovo tipo di società, quella che si chiamerà dopo la società dei consumi. E su cosa è basata questa? Beh, è basata sul ferro e sul carbone, che dà la possibilità di costruire l'acciaio. In più c'è un altro elemento simbolico fortissimo. Uno dei luoghi di maggiore produzione di ferro e di carbone d'Europa sta tra la Francia e la Germania, l'Alsazia, la Lorena, la regione della Ruhr. E sono le regioni per le quali da secoli Francia e Germania si erano fatte la guerra. Si erano fatte la guerra ai tempi di Luigi XVI, si erano fatti la guerra nel 1870, la guerra franco-prussiana del 1870, si erano fatte la guerra durante la Prima Guerra Mondiale, poi Hitler aveva voluto, alla Germania erano state tolte quelle regioni, Hitler le aveva occupate nuovamente, si erano fatte la guerra nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi mettere in comune, che non voleva dire statalizzare, vuol dire semplicemente, per esempio, che erano aboliti i dazi per il trasporto del carbone e del ferro in questi 6 paesi. Mettere in comune questi territori significava disinnescare una delle cause storiche di conflittualità all'interno degli Stati europei. Era condividere una risorsa fondamentale per la ripresa e al tempo stesso eliminare un possibile fattore di rischio. Questa messa in comune ha luogo attraverso un trattato e la formazione di una commissione che si chiama in italiano CECA, cioè Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che sostanzialmente gestiva la produzione in questi paesi e condivideva senza più dazi, senza dazi di frontiera, senza tariffe daziali di frontiera, la produzione di queste materie prime strategiche. Questo trattato ebbe un considerevole successo. Perché? Perché i paesi che vi aderirono, ebbero i maggiori tassi di sviluppo nei primi anni 50. I maggiori tassi di sviluppo. Rispetto per esempio all'Inghilterra, rispetto agli altri paesi, si vide che mettendo assieme queste risorse, questo incentivava l'economia. Tenete presente che siamo in quelli che vennero chiamati i 25 meravigliosi anni del secolo, cioè il momento di maggiore crescita
dell'Europa sia a est che a ovest. Entrambi i due blocchi crescono in una maniera spaventosa. È una trasformazione totale, è l'industrializzazione a tappeto del continente europeo. Per esempio anche della nostra regione, tra anni 50 e anni 60, fa un passo decisivo verso l'industrializzazione. È un cambio economico, sociale, la rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale, che era nata dal 1870, viene diffusa in larga parte, che è la rivoluzione industriale dell'energia elettrica, del petrolio, quindi delle macchine, della chimica, dei concimi chimici, eccetera. E si diffonde in tutta Europa e con essa cambia il paesaggio fisico e antropologico dell'Europa. Per esempio, tende a scomparire l'europeo più antico, cioè il contadino. Ecco. Questo straordinario successo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fa sì che nel 1957 questo accordo si trasformi in una vera e propria comunità economica. C'è un insieme di paesi che Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, che condividono una serie di politiche economiche. Quindi da un semplice accordo daziario si forma una comunità economica che comincia a condividere tutta una serie di politiche. Per esempio, il secondo importante ambito in cui questi 6 paesi fondatori, il trattato della Comunità Europea del 1957 viene firmato al Quirinale a Roma, nella sala degli Orazzi di Culiazzi, bellissima sala. Ecco, il Trattato di Roma è l'evento fondatore della Comunità Economica Europea. Attenzione come chiamiamo gli stati, perché i nomi sono significativi. È una comunità economica. È una comunità politica? No. Facendo economia si fa anche politica? Sì. Però eravamo in uno stadio in cui non ci potevamo che chiamare comunità economica, proprio per quel disegno funzionalistico che abbiamo detto, lanciato ormai 10 anni prima, quasi 10 anni prima, dai padri della patria. Cioè l'idea di partire da mettere assieme elementi economici, la politica sarebbe venuta dopo, dicevano i padri europei. In realtà tra il 51 e il 57 c'è un episodio che dovrebbe farci riflettere, cioè subito dopo la nascita della CECA si pensa di dar luogo a un esercito comune europeo, una comunità europea della difesa, CED, che viene però immediatamente bocciata dai francesi. Cioè, immediatamente dopo la nascita di questo accordo sulla produzione del carbone e dell'acciaio, gli europeisti ritengono che si possa già fare un esercito comune europeo. Tenete presente che a quell'epoca i francesi erano giunti anche loro all'atomica e la stessa cosa anche il Regno Unito britannico. E questa iniziativa però viene immediatamente bocciata dal Parlamento francese. Perché viene bocciata? Beh, viene bocciata col senno di poi, è abbastanza chiaro, perché un conto è condividere o abolire i dazi, un conto è rinunciare ad avere un proprio esercito. Rinunciare ad avere un proprio esercito vuol dire cedere una parte della sovranità del proprio Stato, cedere molta parte della sovranità del proprio Stato. Poi i francesi avevano paura di, come si diceva, di rimettere in mano un moschetto ai tedeschi. No, i francesi erano rimasti ben scottati per 2 volte
prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, avevano patito l'invasione dei tedeschi. E per i trattati, per la resa della Germania, la Germania praticamente non poteva avere alcun esercito, se non guardie di frontiera e quant'altro. Quindi all'interno di un accordo internazionale rimettere il moschetto in mano ai tedeschi, i francesi dissero no. In realtà, subito dopo la nascita della CECA, il problema non è più perché stare assieme, ma come stare assieme. È abbastanza chiaro che sono gettati i fondamenti di una possibile collaborazione sempre più stretta, ma quale collaborazione? E cosa deve diventare l'Europa? Qui, cari ragazzi e care ragazze, arriviamo proprio a uno dei punti cruciali del discorso sull'Europa. Lo troviamo anche adesso, guardate, nel discorso politico di oggi, che spero voi seguiate, perché la politica per voi ragazzi influirà su di voi per i prossimi 60 anni almeno. Quindi le scelte politiche che vengono fatte adesso sono relativamente poco influenti per vostro nonno o vostro bisnonno, spero che sia ancora viva. Sono molto più importanti per voi, perché le scelte politiche di oggi ricadranno sulle vostre spalle per 60-70 anni. Quindi sareste voi i primi a dover interessarvi di politica. Perché nelle ultime elezioni del 2018, care ragazze e cari ragazzi, il numero di diciottenni che hanno votato per la prima volta è pari al numero di coloro che avevano 78 anni. Solo che quelli che avevano 78 anni avrebbero in qualche modo usufruito o scontato il frutto delle proprie decisioni, lo faranno per pochi anni. Mentre voi, cari ragazzi neodiciottenni o i diciottenni, subiranno le conseguenze di quelle decisioni a lungo. Quindi i primi a interessarsi di politica, ma non per una questione teorica o così filosofica, ma per una questione concreta di interessi propri, dovrebbero essere i più giovani. Le due visioni dell'Europa che negli anni 50 sono evidentemente subito contrapposte sono le seguenti, due punti. Da una parte l'idea di stati europei autonomi che condividono alcune cose fondamentali. Vogliamo crescere assieme, vogliamo collaborare, mettiamo assieme alcune cose. Rimangono le priorità degli stati. Gli stati rimangono autonomi, ognuno nella propria sovranità, però condividiamo alcune cose per vivere meglio. Ecco, usiamo una terminologia attuale del 2021? Diciamo che in questa visione gli stati rimangono sovrani e l'Europa è un patto, un accordo, una confederazione, se volete, tra vari stati. L'altra visione invece è di creare uno Stato unico, qualcosa che sia una sorta di superstato, fatto da una delle aree più ricche del mondo, con dipende da quello che si considera l'Europa allora o oggi, con centinaia di milioni di abitanti, che mettono assieme, come in tutti i processi di nation building, cioè di costruzione di una nazione, di uno Stato, che mettono assieme e condividono democraticamente i propri obiettivi. Ecco, guardate cari ragazzi, che il discorso è sostanzialmente ancora quello. Perché? Perché, lo vedremo molto velocemente, siamo arrivati a delle istituzioni europee, di cui parleranno i miei colleghi nelle prossime riunioni, però dobbiamo ancora fare il passaggio decisivo di mettere assieme alcune cose. E anche di questo vi parleranno i nostri colleghi. Ne stiamo mettendo assieme molte, ma il problema è sempre chi vuole che gli stati rimangano sovrani e chi vuole invece condividere, mettere assieme
mettere assieme il pranzo. Ognuno si mangia il proprio panino al sacco, quindi c'è chi mangia più, chi mangia meno, o mettiamo tutto assieme e dividiamo? Allora, la Comunità Economica Europea stretta nel 1957 produce un'ulteriore accelerazione della crescita economica dei 6 stati che vi aderiscono. E anche l'Inghilterra chiede di aderirvi, ma solo nel 1973 questa originaria comunità di 6 stati si allarga a Danimarca, Irlanda e Regno Unito, che diventano 9. E poi la Grecia nell'81 e il Portogallo nell'86 e la Spagna nell'86. Sono interessanti queste adesioni degli anni 80 alla Comunità Economica Europea. Perché? Perché nel frattempo, perché questi tre stati, Grecia, Portogallo e Spagna, sono stati che escono da dittature e interpretano l'entrata nella Comunità Economica Europea come un rinsaldare le proprie istituzioni democratiche, un elemento di garanzia di tenuta delle proprie istituzioni democratiche. Così succederà nel 2004, quando, crollato il sistema sovietico, molti stati dell'est, alcuni dei quali in condizioni economiche non di certo floride, cercheranno di entrare e saranno ammessi in quella che si chiamerà già Unione Europea. La grande crescita economica dell'Europa si interrompe nei primi anni 70 per una crisi generale del mondo occidentale, una crisi che ha varie ragioni e che porterà a una forte instabilità, soprattutto finanziaria, e porterà nel 1979 a un passaggio importante, cioè a una maggiore sintonia finanziaria degli Stati europei. Viene addirittura creata una moneta fittizia per limitare le fluttuazioni tra gli scambi degli Stati europei. Questa moneta aveva un nome bellissimo che si chiamava ECU, che in francese vuol dire scudo, ma era l'acronimo di European Currency Unit. Era una moneta che non esisteva, ma serviva per disciplinare gli scambi. Era il padre dell'euro, no? L'euro, questo nome orribile e queste banconote terribili, avevano un bellissimo antenato che si chiamò EQ o EQ in francese. E cosa stava a significare? Stava a significare una osmosi crescente tra le economie di questi paesi, che riuscirono a passare indenni con molte difficoltà negli anni 70 e che entrarono negli anni 80 in una nuova temperie culturale che si chiuse alla fine degli anni 80 con il crollo del sistema sovietico. Tra il 90 e il 91 scompare l'Unione Sovietica, quella creazione, il più importante tentativo di alternativa al capitalismo che abbia conosciuto l'Europa, iniziato nel 1917 e chiuso sostanzialmente nel 1991. Con la separazione delle repubbliche baltiche prima, con l'autonomia dei paesi dell'ex patto di Varsavia, quindi, e con la nascita di vari nuovi stati, no? La Bielorussia, l'Ucraina, che non fanno parte dell'Unione Europea, e poi quelli che fanno parte dell'Unione Europea, la Polonia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca che si separano in quanto erano la Cecoslovacchia, e poi a cascata le guerre europee del 1900, degli anni 90, per le quali esplode anche l'altro tentativo federativo nell'Europa del Mediterraneo, cioè la Jugoslavia, che si divide
una serie di repubbliche che sono quelle vicine a noi, quella slovena, quella croata, bosniaca, che in realtà sono due, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia e forse me ne dimentico qualcuna. Ecco, come reagisce l'Unione Europea? Beh, innanzitutto reagisce riunificando la Germania. La paura di molti è che la Germania non solo si riunifichi, ma si armi di nuovo, che diventi la grande Germania. C'era una famosa battuta di un uomo politico italiano che disse: amo talmente la Germania che ne preferisco due. La strada che venne scelta fu una Germania unita sotto una casa unica, una casa tedesca unica sotto il tetto europeo. Quale è questo tetto? Il tetto europeo è quello creato dalla Comunità Economica Europea, che già nel 79 aveva dato luogo alla nascita di un Parlamento europeo democraticamente eletto, alla nascita di una Commissione europea, una sorta di governo, a un Consiglio dei Presidenti del Consiglio d'Europa, e che nel 1993 vedrà la nascita della Unione Europea. Con il Trattato di Maastricht in Olanda nel 1992 nasceranno due punti di svolta. L'Unione Europea del 1993, quindi non più una comunità economica, ma un'unione. Questo sottintende un percorso politico. E poi la decisione di fissare al 1° gennaio 2002 la nascita di una moneta solida comune, che voi capite è un passaggio fondamentale. Per gli stati, sin dall'antichità, lo Stato si identifica con poche cose: l'esercito, il battere moneta e l'effigie del sovrano sulla moneta, e poche altre cose, forse la diplomazia, le leggi, la raccolta delle leggi, eccetera. Una di queste segna la nascita dell'Unione Europea, la nascita di una moneta unica, l'euro, e quindi la condivisione di questo importante elemento politico. Io mi fermo qua. Ricordo a tutti, se vogliono, faccio pubblicità come si fa in televisione, se vogliono approfondire, c'è questo bel testo che potete leggere, e se volete coinvolgermi in qualsiasi tipo di iniziativa mi trovate all'Università degli Studi di Udine. Un caro saluto, e all'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, che promuove questo corso a scuola d'Europa. Un caro saluto, arrivederci, a presto.